È morto questa mattina all'Annunziata di Cosenza il turista napoletano ricoverato il 23 agosto dopo essere risultato positivo al Covid. Intanto positivo anche il tampone effettuato su una bimba di 7 mesi. È stato recuperato stamattina al largo delle acque di Crotone il corpo del migrante disperso nello scoppio del veliero in cui hanno perso la vita 4 persone. Marcello Manna definisce un tentativo disperato di mantenere in vita un'ipotesi accusatoria inesistente alla notizia dell'indagine per corruzione. Dura presa di posizione dell'assessore Gallo per l'ospedale di Castrovillari. Mancano medici, infermieri e investimenti strutturali, sale operatorie mai entrate in funzione. Siglato un protocollo d'intesa tra le Camere di Commercio di Cosenza e delle Marche per la promozione dei rispettivi territori. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque è morto in rianimazione a Cosenza dove era stato trasferito nei giorni scorsi. Il 72enne risultato positivo al Covid è ricoverato dal 23 agosto. È la 35esima vittima della pandemia in Calabria. Intanto per il focolaio di Amantea si è deciso di adottare il cosiddetto modello Torano. Non ce l'ha fatta il 72enne residente a Napoli in vacanza in Calabria a Cariati, ricoverato il 23 agosto scorso all'Annunziata di Cosenza al reparto di malattie infettive per l'aggravarsi delle sue condizioni dopo essere risultato positivo al Covid. L'uomo prima di essere ricoverato è stato sottoposto a TAC e presentava un quadro clinico complesso preesistente al contagio. In particolare il paziente era affetto da cardiopatia ischemica con ipertensione, fibrosi e bolle ai polmoni. Mercoledì scorso era stato trasferito nel reparto di rianimazione per l'acutizzarsi della malattia e questa mattina alle 6 la tragica notizia del decesso. È la 35esima vittima del coronavirus in provincia di Cosenza, la prima di questa seconda fase di recrudescenza del contagio in Calabria, dopo che 3 mesi fa si era registrato l'ultimo decesso, il 29 maggio scorso, quando morì una donna di 82 anni nell'ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Intanto proseguono i test sulle persone venute in contatto con positivi in tutta la regione. In provincia di Cosenza, ad Amantea, sono stati eseguiti una 50ina di tamponi che verranno processati nelle prossime ore e che hanno interessato i 2 CAS ubicati nella città del Tirreno Cosentino, a poca distanza l'uno dall'altro, ma che fra loro non hanno avuto alcun contatto. Per quanto riguarda la situazione dei centri di accoglienza del territorio, visto che i 2 focolai sono partiti proprio da queste strutture, sono state disposte una serie di ispezioni presso le strutture di accoglienza temporanee per migranti per valutare se sono rispettati tutti i requisiti e le condizioni autorizzative, mentre per i 2 CAS interessati dai contagi, quello di Rende ed Amantea, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Cosenza ha previsto l'applicazione del cosiddetto metodo Villa Torano, anche se da indiscrezione trapela che il caso sia più complesso e che consiste in una divisione sempre all'interno delle strutture, individuando una zona rossa e una grigia tra positivi asintomatici e ospiti in quarantena obbligatoria ma negativi. Successivamente alla negativizzazione dei positivi, i contagiati verranno spostati in un altro posto o in un'altra zona anche al di fuori della provincia. Ma la curva dei contagi continua a preoccupare e ad Oppido Mamertina in provincia di Reggio risultano altri 3 nuovi casi, in particolare nella frazione Messignadi dichiarata zona rossa dalla presidente Santelli. Sono 2 donne e un bimbo riconducibili al primo nucleo familiare contagiato. I 3 purtroppo non erano stati posti in quarantena e adesso si teme che possano aver contagiato altre persone con cui sono venute in contatto. Sono 20 in totale i casi e decine le persone poste in quarantena obbligatoria e in queste ore anche qui vengono effettuati i tamponi e l'allerta è massima. E a Cosenza nelle ultime ore è risultata positiva al coronavirus anche una bimba di 7 mesi. Ha appena 7 mesi la bimba è risultata positiva al coronavirus. Il caso è stato accertato all'Annunziata di Cosenza, dove la piccola, che fa parte della comunità nigeriana che da tempo vive in città, è stata accompagnata dalla madre perché aveva un po' di tosse. Le condizioni della bimba tuttavia non destano preoccupazioni. La piccola, infatti, secondo quanto si è appreso, sta bene. È stata disposta la quarantena per i genitori e la task force dell'ASP di Cosenza ha avviato l'indagine epidemiologica per ricostruire la catena dei contagi.
contatti. Intanto oggi si registrano 4 nuovi casi nella Sibaritide, 2 individuati a Corigliano Rossano, una a Trebisaccio e una a Mirto. Sono tutti asintomatici e nelle ultime ore nel reparto di malattie infettive dell'Annunziata sono arrivati 3 pazienti dall'area ionica, dei quali l'ASP aveva già rilevato la positività e che si trovavano in isolamento domiciliare. Si tratta di una donna cinquantenne di Mandatoriccio e di 2 uomini di 45 anni di Corigliano Rossano. Oggi infine è stato accertato un caso di positività al Covid-19 a Taverna. Si tratta del primo caso di contagio che si registra nel centro del Catanzarese dall'inizio della pandemia. E adesso il consueto bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore in Calabria altri 19 contagi e una vittima e 8 positivi arrivano dal Cosentino. I dati contenuti nel consueto bollettino della regione. Nel dettaglio in Calabria ad oggi sono stati effettuati 162.336 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.596, 19 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 160.940. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 6 in reparto, 13 in isolamento domiciliare, 186 guariti e 33 deceduti. A Cosenza 10 in reparto, 57 in isolamento domiciliare, 451 guariti e 34 deceduti. A Reggio Calabria 2 pazienti in reparto, 81 in isolamento domiciliare, 296 guariti e 19 deceduti. A Crotone 1 in reparto, 16 in isolamento domiciliare, 116 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia 6 in isolamento domiciliare, 84 guariti e 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. I ricoverati del setting fuori regione 8 e dei migranti 1 sono stati distribuiti nei reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro sono 6, di cui 5 non sono residenti. A Crotone 6 positivi sono del CARA. A Cosenza 5 casi sono riconducibili a Corigliano Rossano, 2 sono riconducibili al focolaio sardo e per un caso è in corso un'inchiesta epidemiologica. A Reggio Calabria 3 casi sono riconducibili al focolaio di Oppido Mamertina. Salgono a 4 i morti dell'incidente in mare al largo di Crotone. Recuperato questa mattina il cadavere del migrante disperso nelle acque dello Ionio dopo l'esplosione del veliero soccorso dagli uomini della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. È stato recuperato questa mattina il corpo del migrante che risultava disperso domenica scorsa in seguito allo scoppio sull'imbarcazione che navigava al largo di Praia Longa a Crotone. Sale così a 4 il bilancio delle vittime dell'incidente in mare che ha coinvolto la barca con a bordo 21 migranti. A ritrovare il corpo senza vita nelle acque di fronte alle Castella sarebbero stati alcuni pescatori che stavano tirando a bordo le reti. L'esplosione della barca aveva causato la morte di 3 persone che erano state recuperate nell'immediatezza e il ferimento di 7 persone, tra cui 2 militari della Guardia di Finanza di Crotone, che si trovavano a bordo del veliero per soccorrere i migranti. Le ricerche della persona dispersa erano proseguite per alcuni giorni, anche con l'ausilio di mezzi aerei della Guardia Costiera. La Capitaneria di Porto di Crotone ha provveduto al recupero del cadavere, che è stato poi trasferito nel porto di Crotone e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che sta indagando su quanto avvenuto domenica scorsa. Ieri sera la notizia del sindaco di Rende Marcello Manna, indagato nella sua qualità di avvocato nell'ambito di un nuovo filone dell'inchiesta della Procura di Salerno riguardante l'ex giudice Marco Petrini. Manna, in una nota giunta in redazione, afferma: sono certo di una celere e positiva definizione della vicenda processuale. Marcello Manna, avvocato e sindaco di Rende, chiarisce la sua posizione dopo la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Salerno nell'ambito dell'inchiesta che riguarda l'ex giudice Marco Petrini. Manna, in una nota aggiunta in redazione, afferma: sono certo di una celere e positiva definizione della vicenda processuale. Mi preme chiarire, aggiunge, che la notizia relativa ai medesimi fatti era già stata riportata mesi fa
molto prima dello stesso avviso di garanzia. L'avviso di garanzia, notificato insieme alla richiesta di incidente probatorio per esaminare il dottor Petrini, dimostra soltanto la necessità, sottolinea, da parte della Procura di fare chiarezza sulle tante, diverse e inconciliabili dichiarazioni rese e sul contrasto degli elementi di accusa. Un tentativo disperato per provare a mantenere in vita un'ipotesi accusatoria inesistente. Ad oggi, conclude Manna, sono numerosi i provvedimenti che sono stati emessi da varie autorità e che hanno qualificato come intrinsecamente inattendibili le dichiarazioni del dottor Petrini, ma di questo chi ha fornito agli organi di stampa la notizia non ne ha fatto menzione. I diritti posti a garanzia di ogni cittadino indagato, conclude, non devono consistere in meri enunciati, ma devono trovare applicazione concreta anche nella informazione quotidiana. Si intensificano i controlli delle forze dell'ordine per il contrasto al traffico di droga. Scoperta a Tirolo una piantagione di marijuana, a Reggio diversi chili di sostanza stupefacente sono stati sequestrati, un business da milioni di euro. Svariati chili di marijuana sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria. La droga era custodita in alcuni involucri trasparenti che si trovavano all'interno di un bustone nero abbandonato in una stradina nei pressi del porto. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo contro ignoti e ha avviato le indagini per capire se c'è un collegamento tra il bustone ritrovato e un episodio avvenuto nella zona poco prima del sequestro. Nel corso di attività di controllo del territorio, infatti, una pattuglia alle fiamme gialle ha notato nei pressi dello svincolo autostradale 2 autovetture che procedevano a elevata velocità. Le 2 auto sono state inseguite e i militari sono riusciti a fermarne una, identificando le persone a bordo. Alcuni minuti dopo i finanzieri hanno rintracciato anche il secondo veicolo. Notato un ingiustificato stato di agitazione nei 3 soggetti fermati, la Guardia di Finanza li ha condotti in caserma con le 2 auto su cui viaggiavano. Nei locali del comando provinciale è stata effettuata la perquisizione, sospettando che a bordo dei mezzi fosse occultata della sostanza stupefacente. Le operazioni di ricerca effettuate con l'ausilio di unità cinofile antidroga dei Baschi Verdi Reggini hanno dato però esito negativo, nonostante i cani avessero segnalato qualcosa in diversi punti delle autovetture. Tenuto conto del fatto che la seconda autovettura è stata fermata in un secondo momento rispetto alla prima, i finanzieri hanno eseguito delle ricerche nelle zone vicine a quella in cui i veicoli sono stati bloccati. In una stradina di collegamento, in mezzo a dei cumuli di immondizia, è stato trovato il bustone nero con dentro diversi chili di droga. E una piantagione di marijuana è stata scoperta dai carabinieri a Tiriolo. I militari, con l'ausilio dello squadrone eliportato Carabinieri Cacciatori di Calabria e dell'8° nucleo elicotteri Carabinieri di Vibo, hanno individuato la piantagione con circa 150 piante dell'altezza media di oltre 2 metri, già sufficientemente mature e pronte per essere immesse a breve sul mercato della droga. Mancano medici e infermieri. L'ospedale di Castrovillari con poche luci e molte ombre. L'assessore al welfare Gianluca Gallo ha sollevato il caso nel corso della visita del commissario dell'ASP di Cosenza Cinzia Bettilini nella struttura sanitaria del Pollino. Nel tempo è stato impoverito, svuotato, bloccato come le sale operatorie completate 10 anni fa e ancora non attive. Parliamo dell'ospedale di Castrovillari, che è punto di riferimento dell'area vasta del Pollino. Nei giorni scorsi la visita del commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, a cui l'assessore regionale al welfare ha sottoposto il caso. La visita della dottoressa Bettellini all'ospedale di Castrovillari è stata oltremodo significativa. Ho chiesto alla dottoressa Bettellini una serie di interventi necessari per rivitalizzare la sanità del Pollino e in particolare l'ospedale di Castrovillari, che necessita di nuovi medici in vari reparti, dal pronto soccorso alla chirurgia, alla medicina, all'ortopedia, e quindi ha bisogno di una attenzione particolare perché da anni la sanità del Pollino è stata oggetto di depauperamento per la disattenzione dei commissari che si sono succeduti e della politica in generale. E noi vigileremo su quanto si farà e chiediamo alla sanità calabrese di dare un'attenzione particolare ad un ospedale che ha tante eccellenze, come quella di cardiologia,
e la visita della dottoressa Bettellini è stata finalizzata ad una programmazione voluta dal primario di cardiologia dottor Bisignani, ma che ha anche 1000 emergenze. Bisogna che si intervenga e ieri sera il presidente Santelli, in occasione della visita elettorale qui a Castrovillari, ha manifestato tutto il suo impegno per far sì che la sanità calabrese torni ai livelli necessari e di un paese civile. La struttura sanitaria è al collasso, sono i numeri a definire l'emergenza. In pianta organica mancano 100 professionalità tra medici, infermieri e OSS. I presidenti della Camera di Commercio di Cosenza Klaus Algeri e della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini hanno firmato un accordo per la promozione dei rispettivi territori. La Camera di Commercio di Cosenza ha stipulato un importante accordo quadro con l'Ente Camerale delle Marche, l'unica regione d'Italia che ha una denominazione al plurale. Proprio nelle Marche, da 5 Camere di Commercio, si è riusciti a farne una sola, che ha il primato di essere la quinta in Italia e la prima come estensione territoriale. L'accordo quadro con l'Ente Camerale delle Marche è un ulteriore tassello che va nella direzione di creare un fil rouge tra le due regioni, per promuovere i rispettivi prodotti materiali ed immateriali e di conseguenza creare un nuovo flusso di economia per entrambi i territori. Sono due mondi diversi, ecco perché possono stare insieme. A questo accordo che noi andremo poi a sottoscrivere, e in realtà c'è stata fatta già una proposta che lui presiede come presidente il Forum dell'Adriatico, dove fanno parte tutte le Camere di Commercio italiane, che sono sull'Adriatico e sullo Ionio, e anche le Camere di Commercio estere, quindi un forum internazionale. Noi ne faremo anche parte grazie a Gino Sabatini che ci accoglie a far parte di questa grande rete. Cosenza è una di quelle realtà importanti del mondo camerale, innovativa, riesce a essere sul pezzo su alcune dinamiche importanti. Essendo anch'io presidente del forum delle Camere di Commercio della macroregione Adriatica Ionica, dove incidono tante Camere di Commercio dell'Adriatico, anche dello Ionio, avere Klaus con me dentro il forum, con la Croazia, con la Serbia, con il Montenegro, con la Bosnia Erzegovina e la Grecia è sicuramente un valore aggiunto, perché da sempre ha dimostrato con la Camera di Cosenza di avere un passo molto più veloce, un passo molto più innovativo di tanti altri sistemi camerali che abbiamo nel territorio nazionale. L'accordo rientra nelle politiche messe in atto dal presidente Klaus Algeri fin dall'inizio del suo primo mandato. La Camera di Commercio di Cosenza, infatti, con Open Camera Cosenza, ha impresso una svolta culturale determinante che costituisce la filosofia del modello Camera Cosenza: aprirsi al territorio, ma anche a tutte le realtà nazionali e internazionali, fino a diventare un esempio virtuoso da seguire. Un modello che insieme a anche queste Camere noi stiamo valutando come potrebbero essere i nuovi standard delle Camere di Commercio in un futuro, perché se il mondo cambia, il mondo va veloce, lo fanno le imprese e noi in rappresentanza in realtà di quelle imprese come associazione, come Camere di Commercio, dobbiamo correre un po' di più, quindi ascoltare le imprese e far incontrare i due mondi, delle imprese, dell'istituzione e della politica. I produttori del Catanzarese puntano sull'e-commerce per rilanciare l'economia del territorio. A Montepone è presentato il portale che consentirà alle aziende di coniugare tradizione e innovazione. Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità, il celebre aforisma di Einstein, applicato all'economia calabrese nel post-Covid con un progetto culturale e imprenditoriale presentato a Montepaone nel Catanzarese. L'innovazione è rappresentata da un portale dei produttori calabresi per la vendita online. Obiettivo: avvicinare il mondo ad una terra, qui dicono, dal cuore antico. Finalmente abbiamo realizzato questo sito internet dove si dà la possibilità a tutti i consumatori che da anni ci chiedevano appunto di poter continuare a consumare i prodotti calabresi, i prodotti che comunque abbiamo selezionato negli anni, anche da fuori regione, perché i turisti nella nostra zona sono tantissimi che arrivano nel nostro negozio, e poi a settembre-ottobre ci chiedono: Gianni, ma fai un sito? E finalmente abbiamo fatto questo portale.
Un portale che serve soprattutto anche ai produttori calabresi per risollevare un po' questa economia. Primi bilanci di un'estate diversa. La stagione turistica non è andata come gli altri anni, nel senso che c'è stato un buon afflusso ad agosto, in quanto l'agosto è il mese notoriamente degli italiani, mentre nei mesi di giugno, luglio e anche adesso per settembre le previsioni sono molto basse rispetto all'anno scorso, perché mancano gli stranieri, visto che ancora ci sono molte difficoltà sui voli, quindi sui collegamenti, e purtroppo questa maledetta pandemia non è ancora finita. Però gli imprenditori sono tutti in prima linea e si tende a recuperare in tutti i modi. E uno dei modi per cercare, soprattutto nell'ambito dell'agroalimentare, di raggiungere quei consumatori che non riescono a venire in Calabria è appunto la vendita, l'e-commerce, la vendita online. I sussidi previsti dal governo sono davvero utili? I sussidi possono sicuramente dare una mano d'aiuto, ma credo che ci vorrà tanto coraggio. Quando dico tanto coraggio significa una nuova politica per noi a Calabria. Io come presidente di un'industria Calabria da tempo porto avanti la battaglia della filiera corta che garantisca questo made in Calabria, e chiediamo alle istituzioni, in questo caso alla nostra regione Calabria, che ci aiutino in una forte operazione di marketing territoriale. Quando parlo di marketing territoriale intendo dimostrare al consumatore che mangiare calabrese è una filiera controllata dall'inizio alla fine. Solo così possiamo veramente uscirne fuori da tante situazioni. Il meteo in chiusura. Sulla nostra regione si preannuncia un weekend bello con caldo in aumento rispetto ai giorni scorsi, grazie a un campo di alta pressione che comunque a partire da domenica verrà ridimensionato da una perturbazione atlantica. Tale perturbazione tra lunedì e martedì prossimo tenderà ad isolarsi sul Mediterraneo occidentale, influenzando il tempo calabrese in maniera comunque lieve, almeno in una prima fase. Domani cielo sereno per quasi tutta la giornata, solo in serata è probabile l'aumento di nuvolosità medio-alta sulla Calabria meridionale. Temperature in lieve aumento un po' oltre le medie del periodo. Passiamo a mari e venti, domani mari quasi calmi o poco mossi con venti di direzione variabile, che però durante la giornata prevarranno da nord-ovest deboli sul Tirreno, dai quadranti meridionali localmente moderati sullo Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Il nostro giornale si chiude qui, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.